Bene, un grande mandi a tutti, care aquile. Spero mi sentiate perché non ho grande dimestichezza con questi strumenti digitali. È la mia prima diretta mi auguro vada tutto bene. Molto semplicemente è questo mio pensiero finalizzato a formularvi i miei più sentiti auguri per le prossime feste pasquali. Buona settimana santa e buona Pasqua a tutti. Ero molto indeciso se, come dire, lanciare questa diretta perché non vorrei accentrare su di me eccessiva visibilità, vorrei che il movimento fosse quanto di più partecipato e anche collegiale possibile. Non vorrei anche rischiare di nascondere anche quelli che sono gli altri organi e il direttivo. In ogni caso, ritengo che questi nuovi strumenti digitali e soprattutto la diretta possa essere davvero utile per raggiungere tutto il territorio friulano, che è davvero complesso, va dai monti al mare, dal Livenza al Timavo, da Gorizia a Pordenone, passando per Udine, dalla Carnia fino alle lagune. È difficile raggiungervi fisicamente dappertutto e quindi mi auguro che insomma apprezziate se non altro il tentativo di essere presenti, essere vivi, essere, come dire, partecipi, se non altro con l'intenzione e con una presenza almeno virtuale, insomma, durante questi video. L'ho già fatta troppo lunga e niente, ma ripeto, buine Pasche a tutti, buona Pasqua a tutti e insomma approfittiamo di queste vacanze pasquali sempre troppo brevi per fermarci un attimo e ricaricare le batterie per ripartire con ancora maggiore convinzione, diciamo subito dopo il rientro prossimamente. Avrete già visto molte novità, ad esempio sul sito delle Aquile, che è stato completamente rinnovato, aquiledalfriul.org oppure aquiladelfriuli.org. Trovate come dire molte novità, tra cui il canale YouTube con tutti i video anche recenti. Trovate una raccolta di PDF notevole, penso solo a quello dedicato alle varie ricorrenze del Friuli. E niente, ci risentiamo prossimamente dopo le feste. Grazie a tutti.